ragazzi, il vostro Vittorio di Col Sicilia che vi parla. Siamo qui a tinnare delle lancette dell'orologio che indicano le 15 in punto e siamo pronti con il nostro appuntamento live, quello di ogni lunedì e ogni giovedì alle ore 15. Arriva con il nostro Alfio Chiavero, intanto puntuale anche lui, ragazzi. Vi annuncio che sarà ospite delle prossime puntate. Comunque stavo dicendo che siamo qui con il nostro Attu per tu Instagram. Ragazzi, oggi avremo, a proposito di Chiavero, un altro difensore, un difensore che sta facendo, diciamo, la storia attuale del Licata Calcio. Avremo il capitano giallo-blu Totò Maltese, e allora aspettiamo che arrivi online il nostro capitano. Come vi dicevo, ogni lunedì e ogni giovedì abbiamo questo appuntamento, questa nuova rubrica di Gol Sicilia, una rubrica in cui ci mettiamo la faccia, ogni lunedì e giovedì alle 15 con partecipanti diversi. Intanto vi ringrazio perché ci avete seguiti proprio in tantissimi lunedì all'appuntamento con Peppe Pagana, con mister Peppe Pagana. Siete stati tantissimi, speriamo di avervi soddisfatti e avervi tenuti lì incollati allo schermo per tutta la durata dell'appuntamento. Mister Pagana ci ha parlato di tantissime cose. Intanto saluto anche mister Accursio Sclafani. Ciao mister, speriamo di trovarci presto nei campi sportivi dove, diciamo, ci piace stare. Intanto il nostro Totò Maltese si sta facendo aspettare. Totò, aspettiamo te, vediamo se è online. Eccolo qua il nostro Totò. C'è anche mister Pagana. Ciao mister. Mister, hai fatto successo, dobbiamo invitare anche la prossima volta. Intanto eccolo, ciao Totò. Ciao, grazie a tutti dell'invito. Scusate un attimo l'attesa, ma c'era mia figlia di là che piangeva, quindi ho ritardato di 2 minuti. No, ma certamente Totò, le figlie, le bambine hanno la precedenza. Si è calmata adesso, altrimenti... Sì, l'ho lasciata alla mamma, sì. Vabbè, allora sei con la mamma, diciamo, in mani sicure. In mani sicure, sì. Oh, ma dicevamo che fino ad oggi abbiamo avuto tanti capelloni, abbiamo avuto Paternitico, Custo, tutti con queste chiome forti, invece arriviamo tu e ti sei rasato, Totò. Con la quarantena ho perso pure i capelli, sì. Ma che hai combinato? In assenza del barbiere ho fatto da solo a casa. Da solo, addirittura, ti ha aiutato tua moglie? La parte dietro sì, davanti l'ho fatta io davanti allo specchio. Diciamo che stai bene lo stesso, Totò. Sì, anche dai. se Alfio non è d'accordo, fa mamma mia che brutto. Lo so, Alfio ma anche con i capelli ero brutto, non è cambiato nulla, diciamo. Vabbè, Alfio fa il fighettino, che lui è della Catania, diciamo, quella di lusso. Alfio è un bel ragazzo comunque, è normale. Alfio ormai. Comunque dai, diciamo che stai bene, Totò. Ti manca il campo? Mi manca parecchio, sì. Purtroppo sappiamo tutti quello che sta succedendo. Pensavo che comunque avremmo ripreso, non dico presto, ma nel minor tempo possibile a giocare, però vedendo la situazione forse è meglio e sia giusto di rimandare tutto. Ti abbiamo visto in difficoltà ad andare a fare la spesa, Totò. Cioè, sei più a tuo agio con gli attaccanti in campo che andare a fare la spesa. Sì, poi specialmente c'è da fare la fila, c'è da mantenere la distanza, è un bel problema, meglio il campo. Poi guanti, mascherine. Lo so, la mascherina l'avevo indossata solo quando mi ero rotto l'occhio per giocare, non avevo mai utilizzato una. Ci siamo abituati anche a quello e dobbiamo accettare il periodo. Dobbiamo tenere duro e sperare al più presto possibile di ricominciare la nostra vita normale. Vabbè, quella maschera lì diciamo che però ti faceva più guerriero, Totò, più guerriero di quello che sei, che già è difficile, No, riguardando al discorso di bello e brutto mi faceva ancora più brutto. Chiaro, Totò. Come stai passando le giornate? Vedo che tua figlia piange ancora, però, Totò. Sì, non so se si sente, anzi scusate, ma... No, io fortunatamente ho le mie figlie, quindi sono impegnato, diciamo, tutto il giorno, 24 ore su 24, anche la notte. Mi posso ritenere fortunato. E poi riesco a fare qualcosa a casa, anche se di quello che posso, tra addominali, un po' di forza così da fermo. Ci arrangiamo con quello che si può. Sei uno staganovista, ti alleni anche adesso, perché dicevo che sentivo il presidente del Palermo, non so se l'hai sentito anche tu, Di Piazza, che diceva che praticamente solo loro si allenano e tutte le altre squadre sono in vacanza. No, noi a casa, no? Ci aggiorniamo anche col gruppo della squadra che abbiamo.
fino a 2 o 3 settimane fa il nostro preparatore atletico ci mandava il programma da eseguire. Poi fortunatamente sotto c'è uno spazio, quindi riesco anche a fare un po' di lavoro di corsa. Mister Campanella che dice, si fa sentire? Sì, ci sentiamo ogni tanto, adesso è da 2 settimane che non lo sento, però è come noi, sta a casa, sta soffrendo anche lui, gli manca anche a lui il campo. Siamo gente che è abituata comunque a stare fuori, a fare sacrifici, a stare in gruppo, e giustamente non è facile nemmeno per lui stare a casa. Totò, ma com'è mister Campanella negli spogliatoi? Cioè, è così aggressivo, così vi mangia anche diciamo di presenza? Come funziona? Il mister è un grande motivatore. Quando si entra nel campo, anche in allenamento, quelle 2 orette devi stare lì concentrato e ascoltare quello che ti dice. Poi fuori dal campo è un padre di famiglia, è una persona che tiene molto ai rapporti umani, tiene molto l'allegria anche fuori dal campo, è un uomo prima che un allenatore. Diciamo che insieme vi trovate come carattere, cioè due, tra virgolette... Uno spirito battagliero, nessuno di tutte e due vuole perdere, quindi diciamo che ci siamo trovati bene. Non si molla, nello spogliatoio dell'Icata non si molla. No, nulla, niente. A proposito di spogliatoio, Totò, chi è quello più vanitoso, quello che esce per ultimo, diciamo, dagli allenamenti per farsi la doccia, che si mette lì, si guarda allo specchio? Il più vanitoso di tutti è che è arrivato a dicembre è Manfred, che come lui dice che è il bello dello spogliatoio. Quindi è lui quello che sta magari sullo specchio con il gel, con la cera a farsi i capelli. Lo dice anche lui, io sono il bello dello spogliatoio, quindi gli diamo questo trono, sì. Quindi è pure quello più presuntuoso. Sì, sul fatto della bellezza sì, che tante volte mi dice, noi capita che siamo spesso nello stesso specchio a farci i capelli e mi dice guarda vedi che quella a destra sono io, non sei tu. Alla grande, alla grande. Invece chi è quello più permaloso, quello che se la prende più di tutti quando magari lo prendete in giro? No, permalosi non ce ne sono tanti. Se devo proprio dirne uno, dico convitto, perché tante volte lo becchiamo e lui magari se la prende un po' più del dovuto, però poi finisce là. Totò, svelaci un segreto, ma come fai nelle partitelle di allenamento a tenere testa a Cannavò, Convitto, a Deyemò, Manfred, cioè... Allora, non so se è una fortuna per me o una fortuna per Bomba e Cannavò, giochiamo sempre nella stessa squadra. Io non voglio che me lo tolgono e lui non vuole che io giochi dall'altra parte, devo giocare con lui. Quindi non lo so, forse ci temiamo tutte e due. E devo dire che nelle partitelle spesso vinciamo noi, anche se di contro c'ho Convitto, c'ho Rizzo e Manfred. Molte volte riusciamo a vincere, quindi diciamo che riesco a gestirmi anche nelle partitine. Oh, quindi diciamo che Convitto perde, glielo possiamo dire allora, cioè Convitto perde le partite. Perde spesso, sì, perde spesso. Glielo comunichiamo. Ed è lì che noi comunque lo bacchettiamo e lui un po' si innervosisce. È forte però, è forte Convitto. Roberto, io l'ho sempre detto, io con Roberto questo è 5 anni che giochiamo insieme, ho visto la sua crescita anno per anno, adesso secondo me è pronto per il salto di categoria. Oh, ma qualche scherzo in questo spogliatoio lo fate? Scherzi sì, ogni tanto, di più l'anno scorso, che l'anno scorso quando abbiamo vinto il campionato gli ultimi periodi era un periodo di festa, quindi... perché pure Alfio che faceva gli scherzi l'anno scorso. Sì, Alfio, Renzo Parisi, sì, ne abbiamo fatti parecchi, dall'uovo con la pallina di ping pong a fare canestro sul secchio e poi alla fine abbiamo fatto al massaggiatore, gli abbiamo tirato l'uovo al posto della pallina. Ne abbiamo fatti parecchi, sì. Quindi diciamo il massaggiatore è la vittima preferita. Sì. Ma invece dimmi una cosa, Totò, abbiamo cercato di contattare noi Antonio Cannavò, no? Che abbiamo un bel rapporto con Sicilia, con Cannavò, ma ci dice che è timido, che non vuole apparire nello schermo, come dobbiamo fare? No, non è vero. Come Non è vero. Forse ha saputo che c'ero io e non è voluto venire. Siccome eravate compagni, diciamo, di partitella, potevate essere anche qua compagni di video. Ma magari un'altra volta se lo inviti da solo, perché lui è un tipo solitario. Verrà sicuramente. Non è un tipo che si vergogna, ha detto una bugia.
Diciamo di sicuro l'importante è che non si vergogni in campo, che tutti dicevano che Cannavò non era per la Serie D, quest'anno sta dimostrando. Ma guarda, su questo proprio ieri avevo fatto un'intervista e l'avevo detto anch'io. Intanto volevo fare complimenti alla società perché comunque ha tenuto lo zoccolo duro dell'anno scorso. Abbiamo puntellato la rosa con i vari Ingrassia, Porcaro e qualcun altro. Come hai detto tu, c'era gente che pensava Cannavò, Convitto, Maltese non riuscissero a fare quello che facevano in eccellenza in Serie D. Questa è stata la nostra, diciamo, anche la nostra forza, che abbiamo dimostrato che comunque Cannavò più di tutti, che è attualmente il capocannoniere in Serie D, che questa categoria la possono fare tranquillamente. Mi dicono addirittura Cannavò in Serie C, ci scrivono, Totò. Cannavò ha delle grandissime potenzialità e sicuramente secondo me è uno degli attaccanti più forti che ci siano in circolazione, quindi non ho dubbi che potrebbe giocare tranquillamente anche in cilico, anche perché se uno riesce a fare gol lo riesce a fare in qualsiasi categoria. Però diciamo le grandi squadre nascono in difesa, anche tu qualche sassolino dalle scarpe, qualche risposta tra l'anno scorso e quest'anno e non solo comunque l'hai data, no? Sì, sì, proprio rilasciandomi al discorso che dicevo prima, c'erano tante persone a cui sentivo dire che comunque la mia categoria era l'eccellenza, che riusciva a vincere i campionati solo in eccellenza e che riusciva a fare solo la differenza in eccellenza. Nonostante io la Serie D l'abbia fatta per 3-4 anni in passato. E proprio quest'anno ho deciso di zittire comunque gli scettici che dicevano che non sarei riuscito a fare anche la differenza in Serie D e li volevo ringraziare perché mi hanno reso veramente più forte. Intanto vedo che c'è anche Riccardo Cassaro collegato, ma nelle partitelle gioca con te o contro di te, Totò? Riccardo è contro. Ah, quindi perdi anche lui. Riccardo, mi dicono che perdi le partitelle. Ogni tanto perde anche lui. Con Riccardo ci sentiamo tutti i giorni, quindi Però ti sta dicendo che sei un bel ragazzo, dai, almeno lui ma ha fatto la faccina che ride, quindi è una bugia. Tanto salutiamo anche il grande Giampaolo Montineri, lo conosce Giampaolo Montineri, Totò? Di nome sì, però non ho avuto mai personalmente. Un po' meno perché lui si muove nel catanese, nel siracusano, tu diciamo hai giocato dalle altre parti, da Marsala, Licata. Fatto più girone A, sì. Più girone. Ti dobbiamo portare là nel catanese. No, vabbè, però va bene a Licata. Avevo avuto la possibilità 3 anni fa, sì, col Sant'Agata sono andato a parlare tutto, però poi non sono riuscito a mettermi d'accordo e sono rimasto a Licata. Dai, diciamo che ti è andata bene, stai scrivendo sì. la storia dei gialloblu. Sì. Diciamo che in 4 anni, questo è il quarto anno che sono là, fortunatamente ho avuto la fortuna di vincere, diciamo, quasi tutto tra campionato, Coppa Italia. Adesso stavamo facendo un bel campionato in Serie D, eravamo lì a fare i playoff. Diciamo che tutto sommato è stata anche una mia fortuna, Licata. Dove sei per adesso? A Licata o a Palermo? No, sono di Marsala, io sono a Marsala a casa. A Marsala. Mia moglie sì, siamo di Marsala, sì. Ok, invece diciamo che col Palermo quest'anno hai vissuto due parentesi bellissime. All'andata, anche se avete perso, comunque diciamo hai fatto il gol. Invece al ritorno avete fatto una vittoria fantastica, diciamo che non ve la scorderete mai queste due partite col Palermo. Sì, diciamo che a livello personale la prima a Renzo Barbera dopo 22.000 spettatori, riuscire a passare in vantaggio e fare il gol io è stata un'emozione bellissima. Sicuramente un gol che ricorderò per tutta la vita. E poi abbiamo perso 2-1, però siamo usciti da Renzo Barbera tra gli applausi, abbiamo fatto una grande prestazione. Poi al ritorno abbiamo fatto un'impresa che il Palermo non aveva perso mai in trasferta e noi siamo riusciti a batterli 2-0 meritatamente, secondo me, e abbiamo regalato quest'altra grande gioia ai nostri tifosi. Intanto Riccardo Castro ci chiede i sottotitoli, Totò. Le può trovare sul televideo o in televisione. 777 del televideo. Digli che noi abbiamo come titolo di studio la prima comunione, noi, Totò. Sono diplomato, però
non posso essere ai livelli altissimi di chi magari è laureato come lui. Di casa. La tua forza è questa, mettersi in gioco. Invece Montinelli ci dice che, diciamo, non vi siete mai incontrati, però le sue bombe, le bombe Monti, ti conoscono. Sì, 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 sì. Comunque ti dicono invece, mi sa che sono dalla tifoseria, grande condottiero e grande professionista. Diciamo che a Licata stai vincendo su due fronti, sia come uomo che come calciatore. Sì, diciamo che io e la mia famiglia ci siamo ambientati bene, anche grazie all'ospitalità e alla generosità che ha la gente di Licata. Mi trovo benissimo, è come se fossi a casa. Invece, diciamo una parentesi seria, se dovessero sospendere il campionato, cioè se nei dilettanti non si dovesse più riprendere, cosa che diciamo non ci auspichiamo perché sarebbe bello finire sul campo, ma come pensi che dovrebbero comportarsi con promozioni e retrocessioni? Guarda, io sono del parere che comunque i verdetti vanno decisi in campo e non in altre sedi. Anche perché riallacciandomi al discorso della Serie D, vedi Palermo e Savoia, Palermo è in vantaggio di 7 punti, però c'ha lo scontro diretto a Torre Annunziata che si potrebbe anche diminuire. Quindi non è detto che perché mancano tante partite, non è detto che il Palermo non possa staccare. Quindi secondo me sarebbe meglio comunque chiudere i campionati sul campo e dare i giusti verdetti sul campo. Ce lo auspichiamo tutti, speriamo anche per voi calciatori che diciamo... Sicuramente non nell'immediato, perché comunque vediamo ancora oggi che c'è molta gente che sta male, che comunque continua a morire tutti i giorni. Però sicuramente quando poi ci saranno i giusti presupposti, le giuste igiene sanitarie, di scendere in campo e completare la stagione. Tanto il nostro Luca ci chiede un parere sulla tifoseria giallo-blu, che anche diciamo a Palermo eravate più di 1500, mi sa che siete la squadra che aveva più tifosi a Palermo. Gli ultras delicati, tutti i tifosi delicati sono fantastici, perché comunque anche quando giochiamo fuori casa non ci fanno mai mancare il loro apporto. Sì, a Palermo erano più di 1500, anche qualcosa in più perché in altri settori c'erano anche gente delicata. Sicuramente è bello essere caricati e sentiti da un grande pubblico. Una cosa che non dimenticherò mai è stata proprio la vittoria contro il Palermo, specialmente dopo l'1-0 nostro ci hanno dato una carica impressionante per riuscire a fare il secondo gol e portare a casa la vittoria. Possiamo dire, Totò, con questo amore che c'è tra te e Licata, e comunque con un progetto Massimino che è diciamo uno dei migliori in Sicilia, tu ti legheresti a vita a Licata? No, a vita no, perché mai dire mai. Giustamente per me è un lavoro, quindi non posso dire quello. Sicuramente però con Massimino è un rapporto che dura da 4 anni e non posso che parlarne benissimo perché è una grande persona, anche lui un uomo di famiglia, un padre di famiglia che non ci fa mai mancare nulla e tuttora comunque si fa sentire, comunque non ci abbandona. Sicuramente se ci saranno i presupposti per continuare anche l'anno prossimo, gli anni che verrà, io comunque non mi tiro indietro perché comunque dopo 4 anni vuoi non vuoi comunque ti leghi anche alla città di Licata e sono abbastanza legato. Rimanere a vita ti rispondo non lo so e non penso perché comunque le cose possono cambiare da un giorno all'altro. Invece, Totò, al Marsala ti piacerebbe tornare diciamo, una squadra della tua città, visto che comunque ci hai giocato, e se ti dispiace anche il momento, diciamo, non proprio idilliaco che stiamo vivendo, perché comunque i problemi anche pre-coronavirus del Marsala sono innegabili. Sì, sì. Guarda, a malincuore ti rispondo che per adesso no, perché al Marsala ho dato tanto, ho dato 4 anni, è stato un ciclo comunque importante dove sono riuscito anche a vincere il campionato, la Coppa Italia. Poi dopo l'ultimo anno in Serie D qualcosa si è rotto tra me e comunque anche l'ambiente esterno, nonostante io fossi marsalese. Quindi per adesso ti dico no, è stato un ciclo importante, però come si è aperto si è chiuso. Giustamente, essendo marsalese, mi fa piacere che comunque il Marsala continui ad andare avanti e riesca comunque sempre a portare la stagione nel miglior modo possibile.
So che hanno avuto quest'anno dei contrasti in società, con qualche stipendio arretrato, e giustamente la situazione adesso del coronavirus ha peggiorato le cose. Però sono sicuro che poi si ripresenteranno l'anno prossimo ai nastri di partenza. E invece un Licata in Serie C, come lo vedi? Comunque la piazza meriterebbe anche il professionismo. Licata, guarda, ti dico la verità, è una delle piazze più calde e più belle che ci sono, una delle migliori in Sicilia. No? Licata è una città che vive di calcio. Entri in un bar e non ti parlano di Milan Inter, ma ti parlano del Licata. Cioè tu quando giochi nel Licata fai il giocatore, ti chiedono la fotografia, ti chiedono l'autografi, quindi non ricordiamoci che il Licata è stato in Serie B, quindi secondo me la Serie D gli sta un po' stretta. Con la giusta programmazione, le giuste persone si potrebbe tentare, non dico nell'immediato, ma col futuro di fare un salto nei professionisti. Mm. Sarebbe bello vedere Licata, Cireale, Paternò, diciamo piazze calde a tornare Sì, nei anche livelli. perché ne giove tutte per la Sicilia. Ci mettiamo anche in mostra un po' tutta la nostra Sicilia. Tanto ti saluta anche Davide Dama, capitano vero e soprattutto serio. Ciao Davide, saluto Davide con grande affetto. Totò, a proposito di attaccanti, ma qual è stato quello più difficile da marcare negli ultimi anni di carriera? Guarda, negli ultimi anni ti parlo in eccellenza, con Agostino De Luca non dico il più forte, ma è comunque uno che ti fa sudare perché comunque non tira mai indietro la gamba, fa la guerra in senso calcistico, quindi quando giocavamo contro era una bella battaglia, poi finita la partita ci stringevamo la mano, ci abbracciamo perché siamo ottimi amici, finiva lì. In Serie D gli attaccanti che mi hanno impressionato, diciamo, ti parlo di Longo quando era con la Frattese, mi ricordo un Frattese Marsale in Serie D, loro vincerono per 3-1 contro di noi e quella partita Longo mi impressionò molto. Tuttora che gioca alla Turris, secondo me è uno degli attaccanti più forti in Serie D. Chi è l'attaccante invece che quando incontri, diciamo, lo prendi in giro anche scherzosamente, magari affettuosamente, quello a cui non fai toccare palla? Mi sembra brutto dirlo, ma non ce n'è uno in particolare, anche perché io per mentalità mia non sottovaluto mai nessuno, perché da un momento all'altro si può sapere che il calcio è imprevedibile. Quindi Bravo, non mi posso distrarre che magari prendo gol o vengo saltato, quindi cerco di stare concentrato per tutta la partita. Invece quello che ti ha fatto innervosire di più, magari che teneva i gomiti alti o magari che ti stuzzicava in qualche maniera, c'è qualche attaccante che diciamo gioca sullo stuzzicare? No, ne ho conosciuti tanti che comunque lavoravano molto sulla testa, però magari prima avrei reagito male facendomi buttare fuori, ecco. Però adesso passando gli anni comunque divento più maturo e le cose le capisci, quindi magari preferisco dargli la risposta sul campo che con le parole. Ti ripeto, ce ne sono stati tanti, però adesso non ricordo bene il momento, la partita, forse era proprio con Agostino, non mi ricordo, che ci siamo dati due gomitate tutte e due e lì diciamo che un po' mi sono innervosito, poi io gliel'ho ridata e lui si è innervosito pure, quindi però poi è finita lì, dico, non è mai successo altre volte. Com'è che hai deciso di fare il difensore? Cioè avevi diciamo un giocatore a cui ti ispiravi, un idolo, che hai detto io voglio diventare come lui o comunque è stata una scelta che è venuta via via dopo che hai cominciato a giocare? No, guarda, da ragazzino ho cominciato sempre a fare il difensore, quindi diciamo che ci sono nato. Poi col passare degli anni e guardando le partite in Serie A mi piaceva molto Nesta, mi piaceva come gioca, tuttora mi guardo dei video su YouTube perché per me è rimasto un idolo. Però imitarlo è molto difficile perché stiamo parlando di un fenomeno, quindi però mi piaceva molto come giocava. Tempesta perfetta col numero 13. Non penso che ci siano più dei difensori così, era completo in tutto, veloce, elegante, bravo con i piedi, bravo di testa, cattivo quando serviva.
No, ma da interista te lo dico pure io che Nesta giocava nel Milan, ma fortissimo, l'ho sempre super stimato. Un po' sfortunato in nazionale, forse. Sì, è stato un po' sfortunato, però è riuscito a essere campione del mondo nella sfortuna. Esatto. Totò, se non fossi diventato un calciatore, che mestiere avresti fatto? Che mestiere sognavi di fare? Guarda, non lo so, perché ho sempre giocato a calcio e ho sempre dedicato la mia vita ad un pallone. Non saprei risponderti, non so risponderti nemmeno sul che farò dopo che è finito di giocare. Vabbè, Sicuramente, Totò. no, ancora è presto, sperando salute che Dio ci vuole dare, ancora posso giocare per un bel po' di anni. Sicuramente poi mi piacerebbe comunque rimanere nell'ambito calcistico e crearmi diciamo, un futuro rimanendo sempre nell'ambito calcistico. No, Totò, però la fai il bravo e stai qua a giocare che ci servi in campo, va alla Sicilia servi in campo. Che invece è il compagno di difesa con cui hai avuto, diciamo, quella sintonia più forte, che con uno sguardo vi capivate anche senza bisogno di parlare. Guarda, io ti parlo di 5-6 anni fa col Marsala, io avevo 20 anni, 21 anni. Ho giocato con Peppe Bonino, ex Nissa, Marsala, Alcamo. Anche se lui era grande, mi ha aiutato tantissimo. Mi ha fatto migliorare tantissimo, specialmente sulla posizione. E poi quell'anno abbiamo fatto un bel campionato insieme. Ho imparato molto da lui e lui è stato molto bravo a starmi lì, a spiegarmi. È stato veramente un grande. Invece c'è qualche allenatore a cui magari devi tanto, che ti ha insegnato tanto? Allenatori ne ho avuti parecchi, anche bravi. Ho avuto Pensabene con le Bolitane in Serie D, dove ero under, abbiamo vinto il campionato di Serie D. Lui curava molto anche 4-2-3, una fase difensiva, era uno molto che lavorava sul campo, quindi mi ha imparato tanto. Poi ho avuto pure Pergolizzi, che è un altro che la fase difensiva la faceva veramente, veramente bene. Però poi con mister Campanella diciamo che mi sono completato come hai detto tu anche a livello caratteriale. Tanto il nostro Luca, che è il collega di Cor Sicilia, ci lancia l'idea della nazionale del dilettantismo siciliano. Ti piacerebbe una nazionale? Sarebbe una bella idea da proporre. Lanciaci 2 o 3 giocatori che vorresti insieme a te. Sicuramente Bomber Cannavò lo metto con me davanti. E in porta metterei il nostro Peppe Ingrassia, che penso che in Serie D è uno dei più forti. Totò, ma non è gelosa tua moglie di questo rapporto che c'hai con Cannavò? No. Lei spesso parla anche con Antonio, quindi è tutto a posto. Finché sono uomini, sì, poi se c'è qualche amica è un po' gelosa. Un po' gelosa. Mi sa che devi temere più lei che gli attaccanti allora. Sì, quello sì. E le mie figlie soprattutto, anche due femminucce pure, quindi 2 mastini. non posso scappare. Non puoi sbagliare, Totò. Stai attento. Ma gliela spieghi mai fuori gioco? Hai mai cercato di spiegarglielo? No, diciamo che lei è più sulla pallavolo, perché lei giocava a pallavolo. Però poi con il passare degli anni si è anche appassionata a calcio, quindi le ha capite le cose con gli anni seguendo. Totò, ti vogliamo mettere in difficoltà. Fatti una domanda e datti una risposta. La Marzullo. Cos'è che vorresti chiedere a Totò Maltese? A Totò Maltese vorrei chiedere come vede il suo futuro nei prossimi 2 o 3 anni. E rispondici. Anche se è una cosa che comunque non possiamo sapere, però cerco di rispondere. Diciamo un auspicio. Sicuramente tra 2 o 3 anni vorrei vedermi, anche se so che comunque l'età avanza, però sono un tipo molto ambizioso. Forse è più un desiderio che una cosa, è che comunque di giocare qualche stagione nei professionisti. So che comunque è difficile, però mi piacerebbe molto, è un sogno che ho io. Vabbè, di recente non so se conosci la storia di Antonio Isgro, ci è riuscito lui a 33 anni, perché sì. Cioè, diciamo il suo è un esempio, non si molla mai. Sì, e poi sì. No, infatti per quello è una cosa più che ho dentro io. Speriamo, dai. Magari insieme a Cannavò l'anno prossimo in Serie C.
Ma infatti Antonio mi dice sempre la tua fortuna è che giochiamo insieme in squadra, perché lo so che tu durante una partita non mi fai toccare palla, però se ne arriva una ti faccio gol. E io gli dico sempre che non sono d'accordo, perché non gliene faccio toccare nemmeno quella. Quindi preferisco averlo sempre compagno di squadra. Diciamo, il brutto di un difensore è che puoi fare tipo, non lo so, 88-89 minuti super concentrato, al 90esimo sbagli una palla, cioè si sta, come si dice, come... Sì. È brutto. Io mi ricordo in una partita di eccellenza di 5-6 anni fa, Alcamo-Marsala. Nell'Alcamo giocava Fabio Messina, l'attaccante. Praticamente noi dovevamo salvarci quella partita, non gli feci toccare palla, poi arrivò un pallone dentro l'area, batti, ribatti, la palla mi andò addosso a lui e mi fece gol. E lì è stata dura da accettare, perché aveva toccato palla per quasi tutta la partita, poi arriva la palla dentro l'aria e fa gol. E poi mi sa che tu sei uno di quelli che si arrabbia tanto quando prende gol, eh? Abbastanza. Mi arrabbio anche in allenamento, quindi perché penso che comunque se tu sei abituato anche nell'allenamento stesso a non prendere gol, ti abitui anche la domenica, quindi già dall'allenamento se prendo un gol nelle partitine mi arrabbio come una bestia. Come Walter Samuel che lo diceva sempre, lui che non voleva mai prendere gol. No, è così, perché comunque anche la mente si abitua. Il giovedì quando facciamo l'amichevole tra di noi, proviamo la squadra tipo, capita che prendiamo un gol, io mi arrabbio anche con tutto il reparto, perché comunque ci tengo, perché se ci abituiamo a non prendere gol durante la settimana, la domenica diviene magari più facile. Appunto, allacciandomi a questo discorso, tu come capitano, prima delle partite, c'è qualche frase che magari usi spesso rivolgendoti ai compagni? No, quello no. A me piace più trasmettere il mio carisma in campo, trascinare la squadra diciamo in campo. No? Non mi piacciono molto le parole, che tante volte le parole non servono. Però come mia abitudine prima di entrare in campo vado dai miei compagni uno per uno e li carico giusti per la partita. Sei scaramantico? Abbastanza. Cioè, ci ammette la domenica, ho delle cose mie personali la domenica che non cambio mai. Tipo, ma ne ho tante, non ti nascondo. Qualcuna ce la puoi confessare? Sì, tipo mi allaccio le scarpe prima la destra e poi la sinistra e tutte e due devono essere allacciate ben forti. Le allaccio prima, pure se si scioglie la scarpa in campo non la riallaccio finché non rientro di nuovo negli spogliatoi. Ah, quindi lasci la... Sì, è una fissazione mia, sì, allaccio la scarpa nella partita, deve essere quello, non la devo più cambiare. Ce n'ho parecchie cose, sono abbastanza scaramantico. Anche il sabato sera ho le mie scaramanzie, mi piace stare a casa e guardarmi un film e fare sempre le stesse cose ogni sabato sera. Ma Campanella controlla se andate a dormire il sabato sera, vi controlla? Allora, il mister l'ha sempre detto, non piace controllare i giocatori e non lo farà mai, però se se ne accorge che comunque o glielo vengono a dire che qualcuno magari fuori orario o qualcuno si è ritirato più tardi o non fa le cose per bene si arrabbia. Chi lo sente? Però il mister diciamo che è 3 anni che è con noi ed ha sempre avuto più o meno gli stessi uomini, quindi ha pienissima fiducia in noi, come noi abbiamo fiducia in lui. Allora Totò, che dire, diciamo, siamo stati chiari, abbiamo detto un po' tutto, noi ti lasciamo alla tua bimba che sentiamo ancora che ti chiama, Totò, cioè non possono fare a meno di te queste vabbè, è piccolina, è normale. Donne, è dura stare con 3 donne. Preferisci giocare? Sì, preferisco andare al campo. È stato bello, diciamo, il primo mese, già stiamo un po' allungando i tempi e soffriamo un po'. Diciamo per il benessere di tutti, speriamo di tornare in campo il prima possibile. Speriamo, dai. Speriamo. Totò, sei stato gentilissimo, io ti saluto tutti quanti che hanno seguito. Grazie a voi. Grazie Totò, speriamo di rivederci sul campo verde. Speriamo, un bocca al lupo a tutti. Ragazzi, grazie a tutti per averci seguito, ringraziamo il nostro Totò. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti lunedì e giovedì della settimana prossima, ragazzi, abbiamo tante sorprese. Totò, avremo Cristian Terlizzi, avremo Pippo Tiscione, insomma, stiamo lavorando. Vi seguo sempre.
Grazie Totò, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti. Hasta Ciao, la ciao. vista.